Astoria ha scelto il sistema di qualità nazionale produzione integrata SQNPI. Salubrità, sostenibilità e salvaguardia ambientale. Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, tanti gli argomenti, parleremo di turismo dimenticato, ai nostri microfoni l'assessore regionale Caner, parleremo di cooperazione e anche di crisi idrica e andremo a dare luce a delle donazioni giunte dalla Germania per la solidarietà agli ospedali della Marca Trevigiana. Intanto cominciamo da due promo e poi andiamo a scoprire con Ambi Veneto qual è la situazione idrica nella nostra regione. Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine I Padroncini. Per far fronte all'attuale situazione d'emergenza legata al coronavirus, Alto Trevigiano Servizi è al fianco degli utenti e posticipa di 30 giorni il pagamento delle bollette in scadenza. ATS inoltre comunica che gli sportelli di Castelfranco, Riese Pio X, Pieve del Grappa e Pieve di Soligo sono temporaneamente chiusi. Per qualsiasi pratica privilegiate lo sportello online, l'app e il call center. Gli uffici di Treviso, Montebelluna e Pederobba rimangono aperti. Ambi Veneto si confronta con il consueto osservatorio che segue l'inizio della stagione irrigua. Dal 15 aprile infatti i consorzi di bonifica hanno iniziato ad innervare tutta la rete di irrigazione per fornire la risorsa alle aziende agricole. Compito dell'osservatorio è analizzare attentamente il periodo per individuare le prossime misure da attuare. Lo stato di criticità idrica si sta evidenziando in maniera notevole nelle campagne. Parecchi mesi che non piovono ormai e quindi abbiamo una siccità conclamata. Stiamo derivando per l'agricoltura importanti quantità di risorse, attorno al 75% di quello che è il concesso per soddisfare le esigenze. In altre parole, i campi hanno sete, ma a causa di rigidità burocratiche stiamo perdendo molta acqua dolce. Noi abbiamo oggi necessità in campagna. Le aziende agricole richiedono la disponibilità idrica per irrigare come fossimo a giugno, forse anche luglio. Abbiamo i fiumi con delle portate sopra i flussi minimi vitali, comunque con delle portate di morbida. Le derivazioni però non ci concedono di poter utilizzarla perché in qualche punto siamo già arrivati al limite massimo concesso per il periodo. Esemplari i dati del consorzio Irriguo Lab che in questi giorni sta prelevando 21 metri cubi d'acqua al secondo, al fronte del bisogno simile a quello di giugno e luglio, quando i metri cubi derivabili sono 34. Serve quindi una rimodulazione veloce ed elastica delle derivazioni. Questa rigidità delle derivazioni ci porta purtroppo a perdere tantissima acqua che va a mare. Prendiamo l'occasione di questo scenario per evidenziare ancora una volta come i decreti di concessione hanno bisogno di essere rimodulati, soprattutto in funzione delle mutate condizioni climatiche e le esigenze culturali dell'agricoltura. Cambiamo pagina, parliamo di economia, di territorio, da più parti le urla di richiesta per ripartire, per ricominciare, ovviamente con tutte le sicurezze del caso. Andiamo a sentire il pensiero, a conoscere il pensiero di Claudio Alessandrini, direttore di Centro Marca Banca. Ad accodarsi ai comparti produttivi che invocano l'apertura ci sono soprattutto le banche, chiamate a più riprese ad assistere il difficile momento economico e finanziario che sta attraversando il Paese. Ai nostri microfoni Claudio Alessandrini, direttore di Centro Marca Banca. In questo momento tengo sempre a precisare che il tema della sicurezza, il tema della salute deve rimanere al primo posto. Dall'altra parte però dobbiamo noi non mettere a rischio la sopravvivenza delle imprese. Le imprese sono il motore dell'economia e garantiscono la sussistenza delle famiglie, posti di lavoro. E noi stiamo adesso lavorando, oltre che per il sostegno del credito, anche per un progetto per il banco alimentare. Qua manca il pane. Quindi diventa drammatico, diventa un aspetto sociale e anche di dignità, devo dire io. Necessario pertanto convivere con questa situazione, adeguando prima di tutto i canoni di sicurezza. Fondamentale inoltre, in termini economici, un confronto con i competitor europei che sembrano essere meno ingessati dalla situazione. Noi siamo arrivati per primi per le misure di sicurezza, molto bene,
ma stiamo rischiando di arrivare ultimi adesso. Attenzione, stiamo arrivando ultimi. Quindi i nostri, diciamo, competitor europei si sono già mossi e di conseguenza stiamo rischiando poi di perdere anche la relazione per il futuro, perché non è solo una fornitura temporanea, rischiamo ovviamente di perdere le forniture per il futuro. E parlando di Europa in termini comunitari, abbiamo chiesto al direttore se, secondo il suo punto di vista, ci sarà una vera solidità finanziaria comunitaria. Questo è il momento per far vedere se l'Europa c'è, nel modo di vedere. Un'Europa fatta di valori, un'Europa fatta di crescita, di competitività, un'Europa per tutti. Mi sembra che questa sia un'Europa per pochi. Questa è un'Europa della ripartenza, va ridiscussa, altrimenti diciamo che non ha alcun significato. Siamo in attesa, devo dire, di qualche intervento. Oggi l'impresa si deve indebitare per continuare a sopravvivere. Serve qualcosa di più forte, un contributo per dare un rilancio alla manifattura e alla competitività delle aziende europee. E ora invece vi parliamo di turismo sospeso, anzi di turismo dimenticato nell'ultimo DPCM, almeno secondo Federico Caner, assessore regionale al turismo. Sentiamolo. Conto alla rovescia per la fase 2? Sì, ma non per il settore turistico. Una situazione preoccupante per un comparto che sta vivendo un vero e proprio tracollo economico. Nessuna citazione nel DPCM ha annunciato dal Presidente del Consiglio il 26 aprile e una situazione di limbo per la quale l'assessore al turismo della Regione Veneto è decisamente amareggiato. Non abbiamo avuto all'interno del suo discorso nessuna rassicurazione e nessun elemento che ci facesse capire cosa il Ministero del Turismo e in particolare il Consiglio dei Ministri ha intenzione di fare per il turismo. Quindi ovvio che non solo nei confronti del sottoscritto ma di tutto il mondo imprenditoriale turistico siamo rimasti molto, molto delusi. Un prezzo altissimo quello che potrebbe pagare il Veneto, regione più turistica d'Italia, dove i 60 milioni di presenze annuali creano un indotto di 18 miliardi di euro. Cifre considerevoli dietro le quali si nascondono centinaia di piccole e medie aziende impegnate nel campo extra alberghiero. Il turismo per noi è fondamentale, non riguarda soltanto la ricettività, ma riguarda anche ristorazione, bar, commercio, artigianato, cultura, enogastronomia, quindi deve essere tutelato e la cosa che ci ha lasciato molto perplessi è il fatto che il ministro Franceschini non ha voluto dichiarare lo stato di crisi del comparto turistico. Una crisi inevitabile e secondo la Regione Veneto servono direttive chiare sulle date e le modalità di apertura. Non c'è stata una data, non c'è stata comunicata una data di apertura del turismo. Questo è fondamentale non solo per dichiararlo e dirlo agli italiani, dirlo agli stranieri, e quindi la mancanza di certezza da un lato fa sì che i turisti rischino di scappare, di andare da altre parti, dall'altro i nostri operatori turistici, cioè chi lavora in hotel ma anche l'extra alberghiero, non sa quando si parte, quindi non è in grado di organizzare i servizi, di assumere il personale, quindi di fronte a un'incertezza totale c'è il rischio che anche molti che vorrebbero aprire subito quest'estate rischiano di non farlo e di saltare totalmente la stagione perché non hanno certezze. Sicuramente uno dei valori fondanti del nostro territorio, una risorsa fondamentale è quello della cooperazione. Per questo abbiamo voluto intervistare Valerio Cescon, presidente di Confcooperative, per fare il punto. Interrogato dal difficile momento anche il settore cooperativo locale. Fondamentale in questa situazione è la coesione tra cooperative all'interno dell'associazione. Abbiamo incontrato il presidente di Confcooperative Treviso e Belluno, Valerio Cescon. Credo che per riposizionare il nostro paese innanzitutto, la nostra area, la nostra provincia, la nostra economia in modo più positivo anche a livello internazionale si debba ragionare come sistema e non solo come singola azienda. Ciascuno nella propria azienda, nella propria realtà, nel proprio ruolo dovrà fare il massimo, però il tutto dovrebbe essere coordinato per avere, come dire, il massimo risultato complessivo, e questo è nel DNA di una sana cooperazione qual è quella nostra bellunese e trevigiana.
Abbiamo cercato di capire come sta il mondo della cooperazione in questo momento e quali sono le maggiori criticità. Ci sono dei rischi e dei dubbi da parte di ciascuno di noi, a prescindere dal settore che rappresenta. Ovvio che sconvolgimenti di questa natura non possono che rimescolare le carte. Noi dobbiamo partire dai nostri limiti, dalle nostre debolezze per correggere, rafforzare e trovarsi pronti a riavvio di dopo questo momento così difficile. Protagonisti più che mai in questo periodo i tanti cooperatori del sociale al fianco delle fasce più deboli. Le cooperative sociali che per loro natura, per loro origine si sono sempre occupati delle parti deboli della società e sono stati i primi come cooperative non solo del nostro territorio a subire i danni diretti di questa epidemia. Ci si è raccordati in modo, ritengo, opportuno con la Regione e con le istituzioni più in generale per trovare ristoro alle situazioni più difficili e insieme pensare a un futuro meno rischioso per tutti noi. E ora per la nostra rubrica Dillo con il cuore abbiamo intercettato una iniziativa davvero bella creata dal cuore appunto di Oscar Berti e di Francesca Brotto, che in Quel di Paese hanno voluto raccogliere le opere, libri, CD e altro degli artisti locali da consegnare poi a chi ha lavorato in questa emergenza nei molti supermercati della zona. Sentiamo Francesca. Ci siamo resi conto che oltre al personale sanitario, in questi giorni drammatici, ci sono molte persone che non hanno mai smesso di andare a lavorare e sono le persone che lavorano nelle farmacie, nei supermercati, nelle attività che ci consegnano il cibo a casa. E allora ci siamo messi assieme, 10 artisti, e abbiamo pensato, loro ci danno cibo per il corpo e noi doniamo a loro cibo per l'anima. E così abbiamo raccolto un po' di materiale, c'è chi ci ha donato dei CD musicali, chi dei romanzi, chi delle raccolte di racconti. Abbiamo preparato dei pacchi che nei prossimi giorni verranno consegnati in alcune attività del nostro territorio, del nostro comune, e sperando di fare cosa gradita. E se a qualcuno piace la nostra idea, copiatecela pure, ne saremo orgogliosi. E mi raccomando, non smettete mai di sorridere, perché un sorriso è un sorriso anche da sotto la mascherina. Bene, siamo arrivati alle nostre conclusioni, ma vi ricordiamo come sempre che tutti i servizi possono essere rivisti su www.cronachetrevigiane.tv, seguiteci anche nella nostra pagina di Facebook, grazie ancora, e vi lasciamo a 2 promo che possiamo dire sanno di natura. Alla prossima! I nostri sono prodotti sani e genuini a chilometro zero. Campagna amica di Coldiretti avvicina i produttori e i consumatori. Non puoi sbagliarti, siamo quelli col gazebo giallo al mercato. Cerca su Facebook Mercati di Campagna Amica Treviso e trova il più vicino a te. Ci trovi anche a Mogliano e Preganziol. Progetto realizzato da Coldiretti Treviso con il contributo della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine I Padroncini. Per far fronte all'attuale situazione d'emergenza legata al coronavirus, Alto Trevigiano Servizi è al fianco degli utenti e posticipa di 30 giorni il pagamento delle bollette in scadenza. ATS inoltre comunica che gli sportelli di Castelfranco, Riese Pio X, Pieve del Grappa e Pieve di Soligo sono temporaneamente chiusi. Per qualsiasi pratica privilegiate lo sportello online, l'app e il call center. Gli uffici di Treviso, Montebelluna e Pederobba rimangono aperti.